Prudenza, gradualità e sicurezza sono le parole d'ordine del direttore generale dell'ULSS Dolomiti alla lettura dei dati epidemiologici di SARS-CoV-2 in provincia di Belluno. Nell'ultima settimana il trend del contagio è calato di oltre il 30%. Gli attualmente positivi sono 481 rispetto ai 607 del 3 maggio scorso. Le persone in isolamento scendono da 1094 a 843. I ricoveri a Belluno sono 8 contro i 34 di una settimana fa. In terapia intensiva restano 3 pazienti contro i 6 del 3 maggio. Gli ospedali di comunità di Belluno e Agordo vedono diminuire di 13 unità il numero delle persone ricoverate. Complessivamente possiamo dire che la situazione si sta evolvendo in una maniera sicuramente che ci fa guardare con un certo ottimismo alla evoluzione di questa situazione. La scorsa settimana è stata quella delle riaperture graduali delle strutture sanitarie che hanno ripristinato al 50% l'attività svolta in periodi analoghi a questo, riavviata l'attività chirurgica programmata oltre alle visite specialistiche e alle prestazioni diagnostiche, ridefiniti i percorsi di accesso agli ospedali di Belluno. Mercoledì prossimo dalle 6:45 del mattino toccherà al Santa Maria del Prato di Feltre inaugurare le nuove modalità di ingresso alla struttura. Da inizio emergenza alle 8 di questa mattina sono stati eseguiti 22.067 tamponi e oltre 9.000 test sierologici. L'azienda ULSS Dolomiti è senz'altro una delle aziende con la più alta percentuale di tamponi e di test effettuati sugli utenti e sul personale, sui ricoverati della nostra azienda. Secondo i numeri del Ministero della Salute è pari allo 0,56% il rapporto tra contagiati e popolazione nel bellunese, il meno colpito di tutto l'arco alpino, dice il presidente della provincia Roberto Padrin, che chiosa: non dobbiamo abbassare la guardia, ma la situazione attuale è a tutti gli effetti una grande opportunità per il nostro turismo, soprattutto quest'anno in cui la montagna potrà fare la differenza rispetto ad altre località.